Nella sesta giornata di ritorno del massimo campionato femminile, il Verona incamera la 7ª vittoria consecutiva. La squadra scaligera si presenta sul campo del Riviera di Romagna privo di Gabbiadini e Carson infortunate e di Pini squalificata. La prima opportunità è sui piedi di Marta Carissimi che dal limite dell'area impegna severamente Vicenzi, brava a toccare in angolo. Veronesi vicine al gol al 23esimo quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Girelli spizza la sfera per Carissimi che a tu per tu con la numero 1 romagnola si fa deviare in angolo la conclusione. Bisogna attendere il 39esimo per assistere ad un'altra azione pericolosa delle gialloblu che non riescono a trovare lo spiraglio giusto nell'affollata area di rigore romagnola con Michela Ledri schierata a centrocampo da mister Longega che impegna ancora Vicenzi da distanza ravvicinata. Poco dopo, vicinissime al gol romagnole con il pallonetto di Dulbecco ed il salvataggio miracoloso di Federica Di Criscio che sulla linea riesce a spazzare in angolo. Un intervento, quello del giovane centrale veronese, che ha il valore di un gol segnato. Il tempo si chiude con il calcio di punizione della Darocia, terminato alto. In apertura di ripresa, occasionissima per la giovane Martina Gelmetti, che scatta alla perfezione ma calcia a lato. Al 19esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla distanza calciato dalla Di Criscio, Mainardi immischia sulla linea, salva in angolo. Aumenta la pressione delle scaligere che tuttavia non riescono a bucare la porta, con le deviazioni di testa da parte di Girelli e De Stefano. Al 32esimo il Riviera di Romagna si mangia un'occasione clamorosa con la neoentrata Prost che davanti a Ockstrom scivola e al momento di concludere si fa chiudere lo specchio dal portierone gialloblu. Le veronesi sbloccano finalmente il risultato al 38esimo. Darocia si invola sola davanti a Vicenzi che gli respinge miracolosamente la conclusione. Riprende la neoentrata Silvia Toselli che fa partire un preciso rasoterra e insacca una rete pesantissima. Non accade più nulla fino al 94esimo quando il permissivo Acciavatti di Pescara sancisce la vittoria di misura delle scaligere. Le gialloblu conquistano 3 punti fondamentali che consentono a Girelli e compagne di scavalcare il Brescia, portarsi in zona champion e tallonare ad una sola lunghezza la capolista Torres.